TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Martedì scorso la Polizia di Stato ha rintracciato in provincia di Brescia e condotto in carcere un cittadino straniero destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall'autorità giudiziaria veneziana in aggravamento di un precedente provvedimento cautelare di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alle persone offese. L'uomo infatti, oltre ad aver violato le prescrizioni imposte, nei giorni scorsi avrebbe incendiato l'abitazione dell'ex moglie, per poi allontanarsi dal territorio veneziano rendendosi irreperibile. Per tali motivi l'autorità giudiziaria ha disposto nei suoi confronti l'aggravamento della misura, ordinando appunto di arrestare l'uomo, che è stato individuato dagli agenti in un paesino della Bassa Bresciana, dove martedì scorso, al termine di un'azione coordinata tra gli uomini della squadra mobile di Venezia, con il supporto operativo dell'omologo ufficio bresciano, è stata data esecuzione all'ordinanza di aggravamento. Ultima pagina. In occasione della giornata della memoria del 27 gennaio, nella piazza Tiepolo a Zianigo si è svolta la cerimonia di scopertura di un'insegna in ricordo di Arrigo Jesurum e delle figlie Iole e Marisa, che proprio nella frazione milanese trovarono rifugio per sfuggire dalle persecuzioni razziali prima di essere prelevati il 7 novembre 1944, poi deportati dai nazifascisti e non fecero più ritorno. La loro storia è riemersa di recente grazie alla pubblicazione de Il diario di mio padre, dalla caduta del fascismo alla liberazione, Renzo Levis, di cui Sandra Levis ha raccolto le memorie del padre che con il fratello Guido e la madre Irma Jesurum, sorella di Arrigo, trovò rifugio a Zianigo, prima presso la famiglia Benuti e poi presso i Ragazzon. Le tragiche vicende delle due famiglie ebree veneziane sono descritte anche nel diario inedito di Clementina Tiussi, l'altra figlia di Arrigo Jesurum, che insieme alla sorella Ileana sfuggì casualmente all'arresto. Ancora cronaca, il 2 febbraio è in programma la Domenica Ecologica con conseguente blocco del traffico nel centro di Mestre, come disposto dall'ordinanza emessa dal Comune di Venezia. In particolare il provvedimento prevede il blocco della circolazione dei veicoli a motore dalle ore 8:30 alle ore 18:30 nell'area delimitata dalla tangenziale A57, dal raccordo autostradale compreso tra l'uscita Marghera ed il cavalcaferrovia di Mestre, dalla strada regionale 11 da San Giuliano via Orlando nel tratto tra gli svincoli in località San Giuliano e innesto alla strada regionale 14 e da via Martiri della Libertà, con l'istituzione del divieto di transito. È ammesso il transito per raggiungere le aree a parcheggio indicate nel nostro sito notizieplus.it. E parliamo di cultura. Torna per il terzo anno consecutivo il progetto culturale del Circolo Veneto, dedicato alla storia e alle tradizioni di Venezia e Mestre, intitolato Venezie. Il ciclo di conferenze, pensato per illustrare la molteplicità di Venezia e dei suoi territori e far emergere lo stretto legame con Mestre, è stato presentato questa mattina al municipio di Via Palazzo con una conferenza stampa. Durante il primo incontro, Enrica Folin parlerà del purgatorio nell'arte figurativa veneziana, letteratura, società e arte. Si prosegue poi con le fortificazioni di Venezia, Mestre e Chioggia dall'XI al XX secolo, fino ad arrivare alla conclusione del percorso il 6 novembre con Federico Moro che tratterà Venezia offensiva in Italia 1381-1499, il secolo lungo di San Marco. Il programma completo e tutte le informazioni sulle conferenze si possono consultare nella pagina web del Circolo Veneto all'indirizzo che vedete in sovraimpressione. E questa era la nostra ultima notizia. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.